allora probabilmente c'è qualcosa che non va anche nell'idea che del cittadino ha chi sta al governo. Certo, questa è una cosa un punto molto su cui non si interessante, dovrebbe discutere solo quando ci sono le elezioni, certo. ma sempre nell'ordinaria vita del Paese. E comunque questo è uno degli elementi. Certo. Quindi mi pare che le prime osservazioni che possiamo fare sono quelle che qua necessariamente si dovrà cambiare. Questo sistema credo sì, il problema è che voi siete d'accordo ogni cambiamento su questo punto? Sì, ogni cambiamento non ha prodotto finora una semplificazione del sistema, ha prodotto una maggiore complicazione, quindi mi pare che un impegno che potrebbe essere trasversale, cioè non connotato politicamente, scelto un sistema, si vada a delle regole che siano le più semplici possibili nei confronti dell'elettore. Non occorre inventare niente, al solito abbiamo una miriade di esempi che naturalmente trascinano verso una parte, verso l'altra, ma che comunque sono semplici. Tuttavia, indipendentemente da ciò, che una parte dei cittadini non ami tanto il maggioritario è, diciamo così, dimostrato da discreto successo di tutti i piccoli raggruppamenti che, come lei sa, specialmente per quel che riguarda la votazione del Presidente, ma c'era anche un premio in regione molto forte, ha portato a votare anche, diciamo, contro la logica, diciamo così, di schieramento che si pensava potesse essere. È riemerso, mi pare, mi permette una sorta di piccolo ancora patriottismo di bandiere, no? Allora però questo, se 2 anni dopo il referendum segna, c'è ancora un patriottismo di bandiere, tanto varrebbe riconoscere che ha anche un suo valore positivo. Certo, è un fatto di non rinnegare. Voglio dire, questa idea che noi dobbiamo essere come l'America, come la Francia, come la specificità del problema. Ogni storia nazionale ha le sue caratteristiche. Io non mi meraviglio, ma credo che tutto sommato potremmo anche ripensarci. Quello che non dobbiamo fare, non possiamo continuare a fare, è scegliere cose in contraddizione tra di loro. Sartori, da questo punto di vista. Lei è editorialista, scrive, fa commenti. Se dovesse fare un titolo domani, un commento serio, a mo' di slogan che desse realmente la sintesi di questo che lei sta dicendo. Lei sa che i titoli li fanno i titolisti e non sì, va bene, ma i commentatori. Ad ogni modo, quello che lo proponga. Mi pare che sia un paese in bilico, e lo è da vari punti di vista. È in bilico su come vuole essere rappresentato e quindi su come vuole essere in qualche modo governato. È in bilico anche dal punto di vista dei riferimenti storico-politici, perché lei osservi i 2 gruppi più forti sono un gruppo che malgrado tutto non riesce a far dimenticare che è l'ex Partito Comunista, certo, e un gruppo il quale, malgrado tutti credano che siano delle boutade, si autodefinisce per differenza, cioè accusa gli altri di essere comunisti, dunque è il gruppo dei vecchi anticomunisti. Ora, comunismo è una parola che nel linguaggio comune significa stato sociale, piena occupazione, cassa integrazione dei guadagni, cioè qualcosa di molto concreto, ma vuol dire anche servizi per gli anziani, servizi per la comunità, scuole, insomma. C'è un gruppo che di questo sembra non farsi carico e un gruppo che di questo vuole continuare a farsi carico. Ora, se nell'insieme sono il 50% degli elettori, allora oltre che una affezione per il proporzionale, c'è anche un'affezione per la polarizzazione che è ideologica molto più di quello che noi storici, politologi, quello che vuole lei, sociologi, eccetera, abbiamo voluto riconoscere. Cioè non è vero che le ideologie sono morte, si ripresentano in forme differenti, certo, tenuto conto dei mutamenti. Allora sentiamo, perché è pronta l'intervista a quello che ormai è il presidente della nuova regione Veneto, Galan. Sentiamo subito, mi pare che sia stata realizzata dalla nostra redazione di Venezia o di Padova, di Venezia, esatto. Pur essendo lui padovano, ma l'hanno trovato questa mattina a Venezia, quindi i nostri l'hanno intervistato. Vediamo l'intervista. Dottor Galan, il Polo vince ma non sfonda nel Veneto. Il Polo vince e vince anche senza la Lega, è un successo straordinario e anche inaspettato da parte di qualche sprovveduto osservatore. Non se l'aspettava questo dato politico? No, mi aspettavo questo dato politico, mi ha un po' sorpreso, se devo essere sincero, la mancata totale debacle della Lega. Parliamo di un partito agonizzante, di un partito che ha perso 1/3 dei suoi consensi nel Veneto, che non significa più nulla in province come Padova, Rovigo e Venezia,
che ha ancora una sua roccaforte, se così si può definire, una provincia che ha perso comunque il 6-7% dei consensi, come Treviso e Vicenza. Ecco, diciamo che la posizione mantenuta di non legame con la sinistra, di non unità a sinistra della Lega, l'ha premiata in parte, consentendole di non scomparire. Forza Italia mantiene sostanzialmente il dato delle politiche dello scorso anno e il dato significativo è il vostro alleato, Alleanza Nazionale. Come vi proporrete in Regione insieme? Io non condivido questa analisi. Forza Italia guadagna rispetto al dato delle politiche e non solo guadagna Forza Italia, ma guadagna Forza Italia senza il CCD. Ecco, cominciamo con l'operazione di aggiungere quel 4% che ha preso il CCD ai voti di Forza Italia per fare una comparazione corretta con le politiche. Dopodiché potremo fare altre valutazioni. Alleanza Nazionale cresce sensibilmente e non posso che essere contento di questa crescita. Cresce in realtà tutto il polo perché i dati vanno aggregati. Con che programma vi proporrete adesso alla Regione Veneto? È il programma che abbiamo esposto in questa campagna elettorale, sia pure oscurata da un improvvido, da uno sciagurato provvedimento legislativo come quello sulla par condicio, è quel programma che è piaciuto ai veneti, che hanno dato il loro consenso a uno schieramento, a una persona, ma anche a un programma. Allora siamo di nuovo in studio, abbiamo visto l'intervista al nuovo presidente della Giunta regionale del Veneto, Galan. Ricevo in questo momento dalla nostra redazione, che è al lavoro sui dati che continuamente pervengono dalle prefetture, una notizia che interessa la provincia di Vicenza, con la quale mi pare che tra breve poi avremo anche un collegamento. Come avete sentito dal nostro collegamento con la regione che abbiamo avuto poco fa, con il collega Giovanni Pascoli, le operazioni stanno andando a rilento, colpa sembrerebbe della provincia di Vicenza, una colpa relativa ovviamente, ci saranno dei problemi di conteggio o altro. Comunque vediamo la notizia questa, dove un computer funzionerebbe male. Io penso che comunque possa essere la colpa proprio di un solo computer poi a mettere in crisi tutto il meccanismo dell'informatica nel Veneto. I voti che potrebbero essere considerati nulli o buoni, qui dipende appunto da questo computer che ha difficoltà di interpretare le schede, di qui la lentezza delle operazioni. Addirittura in alcuni i lavori sono fermi. Qualche esempio: a Cassola nessuna delle 17 sezioni è stata scrutinata, altrettanto ad Aguglia, difficoltà anche a Tiene, Breganze e Brendola, penso si pronunci così. Allora è pronta l'intervista a Cacciari di Rifondazione Comunista. Paolo Cacciari, una buona affermazione di Rifondazione Comunista che porta in consiglio 2 consiglieri. Ma 2, vediamo di contare alla fine quanti saranno. Con il 5-6% dei voti noi contiamo di poterne portare anche 3. È un gioco dei resti. Sì, per noi comunque è un'affermazione importante, una campagna elettorale difficilissima fatta contro una destra che ha voluto demonizzare Rifondazione Comunista in tutti i modi e contro una centrosinistra che non ha pensato di meglio che fare questa polemica sul voto utile. Abbiamo risposto agli uni e agli altri, siamo una forza determinante anche nel Veneto, così come avevamo detto in campagna elettorale siamo una forza che lavora per l'unità della sinistra, i nostri voti sono a disposizione di un tavolo e di un'intesa della sinistra contro la destra anche in campo nazionale. Adesso su che cosa lavorerete? Noi mettiamo a disposizione il nostro successo elettorale per la costruzione di un programma d'alternativa alle destre nel Veneto e non solo nel Veneto. Noi pensiamo che questo programma non sia stato ancora fatto, debba essere tutto scritto e noi abbiamo anche alcune idee per scrivere un programma che sia dalla parte dei lavoratori, dalla parte di chi sta peggio, contro l'arroganza e il prepotere delle destre neoliberiste. Qualche argomento? Innanzitutto la difesa del lavoro in senso anche qualitativo, nel senso che a noi non va bene un lavoro qualsiasi, in Veneto c'è lavoro, si muore di lavoro e non solo in senso metafisico, c'è un morto sul lavoro ogni 2 giorni nel Veneto, gli incidenti non si contano, c'è il doppio lavoro, c'è lavoro nero, c'è lavoro precario, dobbiamo fare in modo che tutto questo lavoro sia regolarizzato, serva ad incrementare il benessere e a migliorare la qualità della vita. Poi la sanità. La Regione ha delle competenze specifiche per quanto riguarda la sanità, non si può continuare a tagliare a casaccio, i trasporti, l'istruzione, sono molte le competenze su cui la Regione dovrà e potrà fare
fare alcune cose. Forza Italia sarà un osso duro? Ma finora Forza Italia ha vinto queste elezioni rimasticando alcuni slogan molto generici e generali sulle libertà del mercato e sulla delegificazione della regione. L'impressione che ho io è che non abbiano un programma e non abbiano assolutamente nemmeno un'esperienza politica amministrativa. Staremo a vedere e bisogna essere molto preoccupati, perché con queste premesse potranno fare molto e molto male. Ecco, abbiamo sentito l'intervista di Cacciarri, che era il candidato di Rifondazione Comunista. Noi sentiamo altri commenti, sono arrivati per esempio dal presidente uscente della regione Bottin. Dice: sono abbastanza soddisfatto del risultato elettorale, esso potrà consentire alla regione di avviare un'autentica rifondazione all'istituzione del regionalismo che non ha potuto trovare riscontro nella legislatura appena chiusa. Questo Aldo Bottin. Altri commenti che ho qui, che sono pervenuti poco fa. Dice l'esponente della Lega Nord, Lega Veneta: chi ci voleva il tappeto, è Lembo, che è al concorso per la carica di Presidente della Regione, chi ci voleva il tappeto deve ricredersi e dovrà fare i conti sia con una Lega Nord che è viva, effervescente, dinamica, sia con la richiesta di una riforma federale dello Stato che è radicata in buona parte nell'elettorato del settentrione italiano. Ecco, l'ha affermato oggi Stefano Stefani, non era Lembo, il Presidente federale della Lega, commentando il risultato regionale. Rosi Bindi, un commento atteso credo. Rosi Bindi è abbastanza chiara, dice che aspetta di sapere dal nuovo Presidente, che definisce l'uomo Fininvest, di sapere che operazione politica lo ha portato al potere, in compagnia di quali uomini e di quali donne si rappresenta, visto che ci sono nomi ben noti come Elia Sartori, Iles Braghetto, Anna Maria Leone, Renzo Maramone e altri, una lista che lui si è portato ovviamente ora in regione. Vediamo adesso, ci dovrebbe essere anche un altro ospite in studio che è annunciato l'arrivo a momenti, ed è il professor Benzik. Il professor Benzik, che mi pare sia ancora in corsa, onorevolissima, anche se naturalmente il distacco con il capo cordata, con appunto Galan di Forza Italia, sia sull'ordine, mi pare a questo momento, di 5 punti. Prego, professor Benzik, venga qui, come no, certo. Grazie di essere qui con noi, buonasera. Buonasera, ecco. E noi abbiamo parlato di lei mentre lei stava arrivando, ci l'hanno annunciato dalla regia, dicevamo appunto che i dati, che sono poi anche leggermente perfezionati, un attimino migliorati nell'ultima ora rispetto a quelli che abbiamo qui in mano, e ce li ha dati il nostro inviato a Palazzo Farofini alla Regione Venezia, lei si attesta verso il 33% per il momento. Se lei invece ne ha di migliori, ce li porti qui sul tavolo della discussione, siamo ben lieti. Non ho dati migliori. Mi pare una buona affermazione, naturalmente. Qui che cosa ha giocato per non essere stato il primo? Perché sì, d'accordo, quando si fanno queste competizioni elettorali logicamente si combatte sempre per cercare di vincere, prevalere, di vincere, però l'aggregazione che aveva scelto come capolista aveva l'obiettivo di vincere, ma aveva anche un altro obiettivo, questo si è raggiunto, questo di recuperare rispetto alle difficili previsioni che erano state fatte in anticipo. Ci davano 15 punti sotto, mi pare che se ci attestiamo sui 5 vuol dire che effettivamente c'è stata un'inversione di tendenza, che era forse il principale obiettivo della coalizione. Certo, e lei che cosa si aspetta per la serata? Dove arriviamo? Io spererei da questo di avere una 32, differenza non superiore ai 5 punti, questo è l'obiettivo. Ecco, questo mi pare che sarebbe una cosa veramente per lei di grande dignità. No? Due obiettivi veramente avevo. Sì, ecco. Uno era quello in generale nel Veneto di avere una differenza che non superava i 5 punti rispetto al polo. Il secondo era quello di avere una particolare quotazione percentuale nella mia provincia, nella mia città, cioè a Padova. Questo mi pare che anche questo ulteriore risultato sia stato raggiunto. Quando sono partito da Padova un'ora fa, ci davano con un punto di differenza, grosso modo, avanti di medio un punto,
punto, se questo fosse vero, vuol dire che la risposta di Padovani è stata... Noi avevamo a Padova però un'ora fa circa invece il contrario, forse Sì? che era lei a Padova. Sì, certo, c'è stato un momento in cui mi davano un punto sopra Galan. Sì. Un'ora fa mi davano un punto sotto, adesso non lo so quale sarà la conclusione, però il fatto che ci sia un testa a testa nella realtà padovana vuol dire che dove l'elettorato conosce meglio i candidati il risultato è stato ancora. Professor Benzi, lei ieri da Repubblica è stato definito un politico di conoscenza abissale della politica. Io la conosco da parecchio tempo, sono da molti anni, la stimo ovviamente, e mi pare che forse l'aggettivo sia anche appropriato. In effetti lei conosce molto bene non solo la politica padovana, ma la politica regionale. Abissale in questo senso, certo, in questo senso. Però che cosa non ha funzionato in questa alleanza? Doveva essere allargato ulteriormente? Io leggo anche questo, non so se lei lo conferma, tra virgolette. Lei avrebbe detto alleanza aperta anche a rifondazione comunista in futuro. Questo è un dato molto interessante. Ho detto sembra. due cose veramente, poi è stata riportata una sola. Io ritengo che la brevità della preparazione della campagna elettorale, poi la stessa campagna elettorale è molto breve, ma credo che quello di cui possiamo un po' dolerci è stata la brevità della preparazione della campagna elettorale. Questa campagna elettorale ha creato, e credo che questo sia uno dei momenti più significativi in questa realtà politica di oggi, dove si è creata un'aggregazione che forse chissà, se ci fosse stato più tempo avrebbe potuto essere più ampia. Da un lato c'era la posizione di rifondazione, dall'altro c'è la posizione della Lega. A noi certamente è dispiaciuto che queste due forze abbiano creduto opportuno di candidarsi da sole. Però io sono solito affermare in questo mese di campagna elettorale che Mi devo interrompere, professore, perché abbiamo una pubblicità, ma immediatamente poi riprenderemo subito il nostro discorso. Grazie, sì. Ogni lunedì alle 20:10 e 22:50 e martedì alle 13:10. Mondo Artigiano, la rubrica settimanale di notizie ed appuntamenti a cura dell'Associazione Artigiani della Marca Trevigiana. Per gli artigiani, con gli artigiani. In collaborazione con Banche di Credito Cooperativo della provincia di Treviso. Accostatevi all'agio ai castelli di Ranieri. Abbandonatevi alla cremosità avvolgente e liberate i sogni. I castelli di Ranieri. Emozioni dell'Italia. In edicola 3 raccolte eccezionali, i grandi della musica, rock, black and soul, jazz, le interpretazioni originali di tanti successi mondiali in collaborazione con le più prestigiose case discografiche. I grandi della musica, rock, black and soul, jazz, discografie uniche per appassionati esigenti. Se amate il rock, il black and soul o il jazz, non potrete farne a meno. I grandi della musica, rock, black and soul, jazz, con le prime uscite 2 CD o 2 musicassette, nella vostra edicola da Hobby & Work. Ogni settimana su Visto i più emozionanti avvenimenti di cronaca, le storie della gente comune, amori proibiti, solidarietà e denuncia, giochi, passatempi e i numeri per vincere all'otto. Visto, il grande settimanale di cronaca nazionale e locale. Caso i propri computer Ecco il problema. Con la quota proporzionale, però abbiamo dei dati ancora che non ci possono fornire un dato reale sulla situazione, perché sono state scrutinate e messe in computer 113 sezioni su 1192 di Vicenza, quindi voglio dire bisogna fare sempre il calcolo, come dicevamo prima, sì, certo, che ci sono delle variazioni dalla quota proporzionale alla quota maggioritaria. Brutte notizie per il nostro ospite principale di questa sera. Per il professor Benzik? Sì. In che senso brutte notizie? Lui non è che si aspetta ormai più di arrivare primo. No, d'accordo. Gli basta di essere un buon secondo, insomma, mi pare a questo punto. Però sì, qualche punto percentuale in meno. Vabbè, che cosa hai rispetto a prima? Nel senso che prima aveva il 32-63%, adesso negli ultimi dati 32-47%.
vabbè, insomma, sono... Sì, certo, è sempre molto onorevole. È molto onorevole. E questi pochi punti però vanno al suo rivale, al Giancarlo Galan, che in questo momento si attesta sul 37,74%, mentre la Lega Nord... Scusa, ripeti questo dato, non ho capito, 37 e... 74%, 0,4% in più. Certo, è questo travaso allora proprio da Benzi a Galan, ormai un affare padovano. E poi abbiamo la Lega che aumenta di poco, probabilmente sono i voti vicentini, dal 17,32 passa al 17,58. Rifondazione Comunista 7,2%, 7,02%. Cioè è calata, mi pare. Sì, è calata di 10 punti, quindi sì, 0,5. Sì, 0, certo, sì. Nuova Italia 3,79, lista Pannella 1,39. Vediamo un attimo invece i voti appunto aggiornati, sono un attimo migliori di quelli di prima sulle proporzionali, nel senso che abbiamo 3.844 sezioni scrutinate su 7.062, appunto la variazione su Vicenza. Forza Italia e il Polo Popolare prendono 24,38%, il Partito Democratico della Sinistra il 18,11%, la Lega Nord il 15,43%, Alleanza Nazionale 10,61%, Popolari 10,04%, Rifondazione Comunista 5,51%, Patto dei Democratici 4,3%, Verdi 4,8%, Centro Cristiano Democratico 3,16%, Nuova Italia 2,70%, lista Pannella 1,9%, Laburisti 0,60%. Mi pare, Giovanni, che tutto sommato poi le percentuali non siano, siano movimenti significativi, quindi l'andamento oramai sia stabilizzato. Fra poco avremo la pubblicità, ma c'è ancora il tempo per un commento rapido. Professore, lei cosa dice di questa situazione? Giovanni, hai finito? No, io ti volevo dare alcuni dati su Vicenza. Sì, no, ma scusa, magari li tieni per dopo, perché fra poco abbiamo la pubblicità. Grazie intanto e buon lavoro. Professore, brevemente un flash così anche in base a quello che diceva prima il professor Benzi. Io credo che sia stata una grande occasione mancata, perché era già maturo secondo me uno schieramento di sinistra-centro, senza con questo dare ai due termini altro valore che quello della riproporzione tra di essi. Lo diceva 10 anni fa l'onorevole Romano, credo che sia stato un testimone non sospetto del processo di evoluzione dei tempi. Da Vicenza un uomo di straordinaria acutezza, ma dimenticato come spesso accade. Quindi cosa disse Rumor già 10 anni fa? Parlava allora, 10 anni fa, non ricordo, ma parlavamo anche assieme di un processo che portava al sinistro-centro. Certo, lui non metteva in conto nulla di quello che è accaduto dopo e sappiamo, non lo poteva conoscere, però sapeva che il rapporto tra il centro e la sinistra si sarebbe rovesciato. Quando il Partito Comunista, allora, avesse da solo fatto un'operazione complessiva che qualcosa avrebbe fatto perdere, ma del genere di quella fatta negli anni 50 in Germania dall'SPD, e cioè una Bad Godesberg italiana. Abbiamo avuto la Bolognina, questa è la differenza tra noi e i tedeschi, senza con questo poter essere cattivi con nessuno. Questo ha fatto perdere del tempo. Oggi Ettore Benzi, che è una straordinaria personalità veneta del centro, paga un conto che non è suo, perché se fosse avvenuto quella maturazione già avrebbe risultato. Professore, ecco, la ringrazio, mi pare un'analisi del resto molto stringata, perché abbiamo la pubblicità. Dopo la pubblicità abbiamo subito il TG di Vicenza e poi ritorneremo in studio a discutere. Andiamo a un'elezione. Mi pare che i risultati non diano adito a dubbi, in questo caso il ballottaggio c'è, mi sembra più che certo tra l'amico Gianni Mazzonetto e Favaro in questo caso. Però io c'è un altro dato che metterei in rilievo. Ed è il discorso delle schede bianche e anche delle schede nulle. Si diceva prima che tu venissi, ancora un'ora fa circa, che c'era stato soprattutto per il proporzionale questo problema di capire esattamente come votare, no? Che se veniva votato il
il nome del candidato, la scheda veniva considerata nulla. La complessità della votazione questa volta che ha inciso parecchio. Adesso io i dati di Treviso città non li ho sotto mano, però sono sicuro perché sono dati che ho imparato a memoria sentendo e vedendoli in sala stampa. E Treviso ha avuto quasi il 10% di schede nulle. E se l'ha avuto Treviso capoluogo, questo per le regionali, per le provinciali, scusa. Mentre invece, questo abbiamo un dato certo, è il 4,34% di schede bianche sulle 785 sezioni scrutinate. Insomma, è un altro partito, Bene, tanto tu resti con noi, vero? Prima di procedere poi a passare la parola al professor Palladini e al nostro ospite, il vicepresidente uscente della provincia di Padova Ongaro, desideravo passare la linea perché mi viene ora appunto riferito dalla regia che siamo in linea con il Palazzo Ferrofini, con la Regione, con il nostro inviato Giovanni Pascoli che ha forse dovrebbe avere un aggiornamento, penso, dei dati. Ciao Giovanni, si può parlare un po' più forte per cortesia? Io ho alcuni aggiornamenti, prima ci eravamo lasciati con un dato, però state parlando di Treviso, non mi pare di infatti. Sufficienza. Però quello che devo dire è che sono venuti fuori da 5 minuti più o meno, la composizione del nuovo Consiglio regionale in base al 70% delle sezioni scrutinate. E il dato che davamo prima è diverso. E allora la vediamo insieme. Sì, certo. Noi dunque abbiamo per il maggioritario, naturalmente fa cappotto, come è previsto dalla nuova legge elettorale, e la coalizione Forza Italia Polo e CCD con Alleanza Nazionale, che prende il 12 nuovi consiglieri, no? E dopodiché abbiamo nel proporzionale dove questa coalizione prende il 22 seggi. Nel proporzionale invece il Veneto Democratico e Federalista prende 17 seggi. Invece la Lega Nord, sempre nel proporzionale, prende 9 seggi. Bene. Oltre a questo, questa è la quota maggioritaria proporzionale. Adesso vediamo i vari partiti come... Giovanni, scusa, io desideravo passare un attimino la parola, perché poi abbiamo un altro intervallo della nostra trasmissione, al professor Palladini, così mi dà una sintesi molto rapida di quello che abbiamo detto finora, di quello che è accaduto, dei dati che sono pervenuti alla nostra regia. Noi abbiamo guardato questi dati con un'ottica nazionale, proviamo a esaurirla. Sì. C'è un secondo elemento, oltre che una certa affezione al proporzionale che mi pare di notare. L'altro elemento che mi pare confermato dai voti veneti, sia pure in misura minore che in altre regioni, è quello che gli italiani ai partiti vogliono bene, fondamentalmente. Non credono affatto a una democrazia cesarista, a una democrazia plebiscitaria, a una democrazia carismatica. Credono che i partiti siano un filtro tra la società civile e le istituzioni. Però il problema adesso dei partiti, anche quelli che hanno avuto un franco successo, è quello di dimostrare che se lo meritano questa propensione italiana. E a me pare che, ricollegandomi a quello che dicevo prima, così chiudiamo il cerchio, non voglio dire che la mancata elezione di Benzik sia dovuta a dei fattori che abbiamo così chiari in mente, perché non è mai così semplice. E poi non si vede perché, rispetto all'universo degli elettori, dovremmo parlare della mancata elezione di uno piuttosto che dell'avvenuta elezione dell'altro. Il problema è un altro, e cioè io credo che i partiti abbiano fatto uno sforzo inferiore al dovuto per cercare nella società civile non tanto i famosi volti nuovi, quanto i volti di persone esperte, di persone conosciute, di persone stimate. Il caso di Mazzonetti, che è un vecchio amico per cui può sembrare una lisciata, invece non lo vedo. Molto occasionale, poi non sapeva nessuno di noi di essere qui stasera. È evidentemente un caso di uomo della società civile. Cosa farà Mazzonetto? Riuscirà ad avere una strategia? Riuscirà a credere davvero alle parole d'ordine anche del gruppo a cui appartiene, o comunque che lo ha delegato per primo, che è la Lega, alla parola del federalismo?
troverà le necessarie convergenze in Italia. Adesso Benzi era candidato di un Veneto che si diceva anche federalista. Massimo Cacciari, che è una delle figure eminenti di quest'area, parla di federalismo da tempo, ma il problema è che dal parlare al fare certo, occorrerebbe proprio trovare quello snodo di natura politica che è necessario. Allora io aggiungo l'ultima cosa, che le elezioni a me pare abbiano in qualche modo tolto dalla testa degli italiani, se c'era, l'idea del miracolismo e delle risoluzioni telecratiche e telematiche. Non è vero, c'è una riappropriazione, comune per comune, provincia per provincia, regione per regione, del potere che spetta al popolo. Questa a me pare una lezione. Poi vedremo come qua anche ho una serie di piccoli comuni della provincia di Treviso, come proprio le liste fai da te abbiano avuto ragione. Guardi che se lei... Io però, se lei mi permette, professore, volevo dare un attimino la parola al dottor Ongaro per un breve commento sul risultato del suo partito, il PDS. Lei che cosa ci dice? Innanzitutto a livello veneto è il migliore risultato in assoluto da sempre, non solo come PDS, ma naturalmente come partito della sinistra dovremmo rifarci, credo, alla sinistra storica per trovare risultati di questo tipo. Ma quello che è importante è che comunque il Partito Democratico della Sinistra consegue un risultato molto buono all'interno di coalizioni che allargano la visuale stessa del partito e senza, direi, che vi sia una eccessiva presenza oppure che il Partito Democratico della Sinistra risulti ingombrante da questo punto di vista nei confronti degli altri. Mi pare che sia un risultato sul quale meditare. Poi per quanto riguarda le elezioni anche dei sindaci dei presidenti delle province dove ci saranno i ballottaggi, ci sarà la possibilità di dare ulteriormente, credo, a una differenziazione tra il risultato regionale veneto rispetto a quello che sarà il risultato invece delle amministrazioni locali. Bene, e noi la ringraziamo perché è stato sintetico, l'abbiamo chiesto, è una cosa molto difficile dire in pochissimo tempo, infatti noi ora dobbiamo staccare e riprenderemo dopo il TG che avremo visto insieme, immagino, spero, di Venezia. Se qualcuno dei nostri ospiti deve andarsene per ovvi motivi di lavoro, no, a quest'ora, ma comunque di famiglia, noi li salutiamo e li ringraziamo, e chi invece si intrattiene con noi saremo ben lieti poi di proseguire perché la serata è lunga e i dati che stanno affluendo anche sono molto interessanti. Grazie e vi lascio ora al telegiornale di Venezia.